Buongiorno amici bellini capolisti, amiche belline capoliste. Dai, è il momento delle pagelle, è il momento di rivedere un pochino, di rivivere la partita con la Cremonese con degli screenshot, con delle immagini tipo queste. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Mario Manna, come tutti gli iscritti che non mi risultano qui come nome, ma io vi ringrazio perché siete insomma tanti che si aggiungono, l'algoritmo ci aiuta e come può la mia community aiutare l'algoritmo con dei like che sono propedeutici a una stagione. Quando ho cominciato a dire questa cosa dei like, tutto è andato un pochino meglio e quindi continuiamo a farlo, perché sono soddisfazioni personali, collettive, come diceva Sarri, no? La gioia collettiva, ma lui era un bugiardo perché pensava solo a se stesso. Noi pensiamo a noi, tutto per lei, come dice Spalletti, con un Ambrabam tattico. Questa è una delle immagini più belle. Spalletti che ama lo bot, che lo amiamo tutti. Con un Ambrabam tattico andiamo già alla partita a rivedere un pochino anche tatticamente, ma è presto di Kvaratskhelia, no? Perché volevamo far vedere prima ovviamente gli XG di questa gara. Solo il Monza all'andata fece peggio della Cremonese come XG creati, nonostante loro abbiano creato un po' di pericoli nel primo tempo, qualche cross insidioso, ricordiamo il salvataggio di Lozano e ne parleremo estensivamente anche con le immagini. Però Meret si becca il senza voto, io non gli voglio nemmeno nominare la media, quindi credo che il senza voto sia più giusto, in modo tale che non gli mettiamo un 6 che poi gli nomina una media magari più alta, Meret, ma arriveremo alle pagelle. Quindi il Napoli legittima, segna anche di più probabilmente di quello che crea. Si arriva a quell'X, la stellona di Osimhen ovviamente, però erano più difficili quelli là di Elmas e quello di Kvicha, che c'era. Kvicha aveva moltissimi avversari intorno e tra lui e la porta, mentre quello di Elmas è un tiro che da lì non è facile segnare e battere il portiere. Quindi molto bene il Napoli. Con un Ambrabam tattico andiamo, purtroppo eravamo in rosso, ma calma fa, siamo riusciti a sfatare anche questo, perché oramai questa maglietta, che a me non piace, si parlava anche che potesse portare male perché ci fa perdere la Coppa Italia. Ci siamo dimenticati, era importante vendicarsi anche tra virgolette nei confronti della Cremonese, che ci ha fatto questo sgarro, ci ha tolto il doblete, triplete da mezzo, ma va bene così. E noi andiamo a rivedere con un po' di screenshot anche come è stata la partita. Questa è il doppio screenshot che vi devo far vedere. Guardate, qui non c'è Lozano, il solito movimento di Di Lorenzo che dà una mano al centro, e qui la doppia scalata, doveva esserci Lozano lì. Fa un recupero clamoroso, velocissimo, il tempo che l'avversario Vasquez si controlla il pallone. Lo vediamo nel secondo screenshot come con un recupero fulmineo Lozano riesce a metterci una pezza, e siamo all'8° minuto. Questo avrebbe messo la partita su un binario non bello per il Napoli, e quindi dobbiamo dare a Lozano quello che è di Lozano. Ha fatto una partita difensiva molto importante e anche tanti begli spunti in attacco. Ha fatto prendere cartellini gialli agli avversari, cross, una continuazione, qualche dribbling. Quindi è tornato un Lozano che ad oggi è superiore a Politano, al di là dei retropensieri che si possono fare su Politano, di impegno o meno in allenamento, di tranquillità mentale, perché poi se lui twitta ed è contento degli avversari non c'è nessun caso. Però adesso come rendimento in campo abbiamo ben chiara quella che è la formazione iniziale che ama Spalletti. Sono 11 prestabiliti, nonostante Oliveira comunque faccia bene quando viene chiamato in causa, nonostante Elmas faccia benissimo quando viene chiamato in causa. Questa formazione, ragazzi, ce la ricordiamo a memoria, un po' come ci ricordavamo a memoria la formazione di Sarri o quelle di Mazzarri all'epoca, e quindi siamo sicuri di questo, e vedremo se con il Sassuolo in vista della Champions si cambierà qualcosa o meno.
Per quanto riguarda il gol di Osi, voglio sottolineare che ancora una volta Di Lorenzo salta di testa e poi porterà alla palla smanacciata di Carnesecchi, che verrà poi ribadita da Kim con un intervento molto coraggioso praticamente sui piedi dell'avversario. Kim rischia anche di prendere una brutta pedata in faccia, e quindi bisogna sottolineare anche quanto sia attivo Di Lorenzo in fase offensiva, molto pericoloso sui colpi di testa, sui calci piazzati, sui corner, e anche in questo caso ci mette il suo zampino, quindi dobbiamo dare al capitano quello che è del capitano. Vediamo in quest'altro screenshot il coraggio di Kim, che insomma rischia qualcosina, ma grazie a questo suo intervento Osi può fare il più facile dei suoi 18 gol. Tra l'altro mi piace far vedere, ma lo sapete tutti, questa situazione qui degli assist, dei gol, è un bel vedere. È un bel vedere, era tanto tempo che il Napoli non aveva un capocannoniere così attivo. Su 18 partite 17 gol, continua a segnare. Vedete, Lookman è a 12, quindi parecchio lontano, c'è Lautaro anche a 12. E poi c'è Kvicha Kvaratskhelia a 9. Non è da sottovalutare l'apporto anche di gol di Kvicha. Kvicha un record di assist, con 9 assist, è già quasi in doppia cifra, cose che insomma ci fa vedere uno Zielinski, per esempio, alla sua migliore stagione. Ricordiamo lo Zielinski di Gattuso, che andava molto bene, e Kvicha già a 22 anni riesce a collezionare questi numeri. Roba veramente straordinaria. Facciamo i complimenti a Giuntoli, al Napoli, a De Laurentiis, a Kvicha, al ragazzo stesso, e anche a Spalletti, che evidentemente ha saputo plasmarlo subito bene. Bravo Di Lorenzo, che l'ha fatto inserire bene nel gruppo, bravi tutti, insomma ce la dobbiamo godere finché ce li abbiamo questi due, perché diventeranno, se voi scrivete adesso Osimhen su Google trovate una serie di offerte. Il Chelsea vuole dare fastidio al Manchester United, il Real Madrid dovrebbe comprare Osimhen eccetera eccetera. Insomma adesso gli occhi di tutti sono su Osimhen e non possiamo farci nulla, quindi speriamo di tenerlo il più possibile. Altro screenshot che ve l'ho detto che mi ha fatto impazzire è rivedere il sorriso di Mario Rui a colloquio con un sorridente Dem, che chissà se già sapeva che Spalletti lo avrebbe poi inserito per qualche minuto nel finale. Fa bene vedere il gruppo così, anche da parte di quelli che vengono utilizzati di meno. Sapete quanto è importante e quanto ci tenga anche a Dem, ed è entrato anche bene. Dem merita una menzione speciale. Altro screenshot, il gol di Elmas. Ovviamente vedete questa posizione che oramai non è più una novità, quella di Di Lorenzo molto interno, che ha anche la lucidità e la qualità di servire con questo filtrante Elmas, che poi sparerà in porta un tiro precisissimo, bellissimo, stilisticamente anche molto bello, per il 3-0 finale. Una roba straordinaria. E poi, per dare ancora, se ce ne fosse bisogno, al 94esimo sul finalissimo, sul 3-0, vedere Osimhen che viene indietro a recuperare un pallone vagante, vedere Di Lorenzo che va in teca e scivolato, tra l'altro pulitissimo, per non far ripartire, per non dare neanche una soddisfazione finale alla Cremonese. Questa è forse l'immagine più bella di un Napoli motivato, di un Napoli concentrato, di un Napoli che Spalletti ha anche detto nel primo tempo qualcosina, insomma la dovevamo far meglio, ma poi nel secondo tempo si mette subito la cosa in chiaro. Ed è la bellezza del Napoli è che stai sicuro che vedrai una partita che il Napoli domina, che il Napoli prova a impostare come sa giocare, e che sarà una partita comunque divertente in un certo qual senso. Possono essere giocate individuali, possono essere giocate collettive, però non vedrai una partita sparagnina, e questo a noi fa piacere, perché sappiamo, lo teniamo nel DNA, il bel gioco. Insomma, Di Lorenzo parato su assist di Kvara, le azioni che poi hanno portato, che porteranno alle pagelle tra poco. Tiro di Di Lorenzo parato da Carnesecchi, salvataggio di Lozano che va scritto, Mario Rui di destro, un po' moscio però di destro così, Di Lorenzo di testa ancora su assist di Zielinski sul corner. Poi c'è il gol di Kvara, 22esimo minuto, la 22esima giornata, 22 anni di età, insomma non è male. Anche Kvara di testa fuori su assist di Di Lorenzo, Osi di testa alto su assist di Lozano, Lobotka parato, Zielinski alto
E poi mi sono scritto il niente rigore, ne potete parlare ancora nei commenti, perché ne abbiamo parlato estensivamente anche in live. Per me era rigore netto, poi se lo volete rivedere, se mi volete dire che non la pensate così, per me era rigore netto. Poi dovremmo parlare anche e specialmente del secondo giallo non dato a Vasquez, se vogliamo più grave, se vogliamo ancora più netto, perché poi sul rigore si può tirare dentro il protocollo. Su quella cosa lì veramente dovresti ammonire subito e basta, ma non fa niente. Nel secondo tempo Lozano parato, Osi gol, Elmas gol e poco altro in realtà, perché poi c'è controllo. Poi al 70° come vediamo entra Olivera. Andiamo a vedere i movimenti. Ovviamente c'è poco da dire, Di Lorenzo sta qui, sa anche buttarsi dentro, ma sta qui, sta in questa zona qui, se voi andate a vedere le posizioni mete, mentre Mario Rui resta un po' più esterno e c'ha il piedino per servire poi Osimhen molto spesso in profondità. Osimhen molto mobile, che cercava di portarsi Chiriches, che ha fatto pure una buona partita Chiriches su Osimhen, portarselo fuori e quindi poi favorire gli inserimenti di tutti gli altri. Meret quindi senza voto, non gli voglio rovinare la media. Mario Rui gli do 7, un po' nervoso all'inizio, qualche scaramuccia con Piquel, però molto molto propositivo. Io quando vedo Mario Rui che non pensa mai al passaggio all'indietro ma alza subito la testa per servire in profondità, so che quella fascia diventerà un problema per gli avversari. Quindi 7 Mario Rui, 7 Kim, 7 Amir Rrahmani, perfetti, senza sbavature, veramente perfetti. E non mi interessa la forza dell'avversario, perché questi sono gli avversari che dobbiamo imporci così. A Di Lorenzo però do 7,5. C'è l'assist per Elmas, c'è tanto lavoro difensivo ma soprattutto offensivo, e il capitano e bisogna rispettarlo per quello che è. Centrocampo do un 6+ ad Anghissà e un 6+ a Zielinski per motivi diversi. Anghissà perché comincia sempre così e poi, se vai a rivedere anche la mia reaction, guadagna un pochino di più i favori del mio animo. Insomma, Anghissà che va in crescendo con una squadra avversaria anche che va ovviamente calando, quindi mi dà un buon auspicio per il futuro e per le partite che arriveranno, che saranno toste, la Champions, la Lazio, eccetera eccetera. Quindi 6+ Anghissà per questo motivo, 6+ a Zielinski perché l'ho visto danzare sul pallone come piace a noi, non è entrato nelle azioni fondamentali, però non posso dargli un 6 streaming sito a Zielinski. 6+, ecco, va benissimo così. Ovviamente Lobotka non può che meritare almeno 7 per quello che ci fa vedere in campo. Diamo un 7 a Kvara, gol, prestazione, 7 a Osi, gol, prestazione, e mi sento di dare 7,5 a Lozano. Voglio premiare Lozano come ho premiato Di Lorenzo, anche se non entra negli assist e se non fa gol, ma la mentalizzazione di un'ala che è fondamentalmente un attaccante che arriva fino a qui per aiutare i compagni, secondo me merita un plauso speciale. Quindi do 7,5 a Lozano, do 7 a Elmas che entra ovviamente quando si concludono le sostituzioni. Olivera, Mario Rui non cambia nulla, Elmas qui al posto di Zielinski. E poi l'avete visto, no? Nello screenshot del gol di Elmas si vede bene proprio che con Elmas è un po' più 4-2-3-1, perché Elmas tende a riempire l'area, Elmas diventa sottopunta, Elmas diventa trequartista, e qua si vede proprio il 4-2-3-1 fondamentalmente, dove il 2 di centrocampo non è solitario, perché Di Lorenzo dà una mano e si alterna con Mario Rui, e quindi il centrocampo non è isolato quando ci sono le scorribande di Elmas. Molto bello, molto logico. Poi entrerà Raspadori qui, quando entra Ndombele per Lozano Elmas finisce in questa zona ovviamente, e con Demme c'è un pochino di più il 2 a centrocampo, con Ndombele un po' più avanti, ma insomma sono dettagli che conoscete benissimo e che insomma di cui parliamo tutti i giorni. Mi dispiace che i giornalisti, che gli altri youtuber siano a corto di termini per il Napoli. Noi non cerchiamo sensazionalismi, non cerchiamo il titolo strappalacrime, il messaggio da brividi, no, noi ci stiamo godendo un percorso straordinario, partita dopo partita, ci divertiamo. Quando poi arriverà per la legge dei grandi numeri un eventuale scivolone, la partita storta, la analizzeremo quando e se arriverà. Nel frattempo ci godiamo il percorso e
un occhio alle altre lo diamo, però insomma lascia il tempo che trova, se il Napoli fa quello che deve fare. Ce ne andiamo in carrozza da New York. Valerio Fluido è tutto, i like che vi siete dimenticati, le cose belle, le cose meno belle. Un amico mi ha detto che su Instagram che ha sentito qualche ululato di troppo in curva ed è rimasto sconvolto e scandalizzato. Spero si tratti di un caso isolatissimo, magari di un misunderstanding, perché dai miei tifosi, dai miei confratelli napoletani non me lo posso aspettare nei confronti dei giocatori della Cremonese. Spero proprio veramente che sia stato un caso isolatissimo, che denunciamo, come denunciamo quando capita contro di noi, che ritengo molto grave e non ritengo nello stile dei napoletani, assolutamente. Quindi lo diciamo e ci auguriamo che non succeda mai più. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.